speranze non sono mai abbandonate. Dalle indagini che hanno svolto le celle telefoniche di tutti i telefonini dei 3 assassini, nessuna ha avuto contatti con le celle telefoniche di quella zona, per cui è molto difficile e si aprirebbe un altro scenario di una quarta persona in questo caso. Sarebbe abbastanza improbabile. Anche la procura di Padova spegne le speranze di Paolo Noventa, il fratello di Isabella, la segretaria di Noventa padovana, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 dal terzetto diabolico Freddy e Deborah Sorgato con Manuela Cacco. Nessuna segnalazione è arrivata agli inquirenti che possa far pensare che il cadavere riemerso dalle acque del Po a causa della siccità a Occhiobello possa essere il suo. Lo stesso Sorgato, tra l'altro, aveva confessato di aver gettato il corpo senza vita di Isabella nel Brenta. Non è Isabella, non è neppure Samira El Attar, uccisa dal marito Mohamed Barbri a 43 anni a Stanghella nell'ottobre 2019. Troppo tempo è passato per entrambe. La donna che le acque del grande fiume hanno restituito lunedì pomeriggio, quando un dipendente dell'agenzia interregionale per il Po ha notato il borsone tra le pietre dell'argine, appartengono a una giovane donna di carnagione bianca, secondo il primo esame cadaverico effettuato sul povero corpo mutilato, piegato in posizione fetale e infilato in una sacca. Senza testa e senza abiti, il borsone sportivo lo avrebbe protetto per mesi dall'aggressione dei pesci. Servirà almeno un mese per l'esame del DNA, spiegano gli inquirenti, che intanto analizzano le denunce di donne scomparse tra Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Nel frattempo, la cronaca riapre antiche ferite mai rimarginate in chi aspetta che il fatto restituisca un corpo da salutare, come accade a Paolo Noventa. Ogni volta ti apre il cuore sapere che c'è sempre una novità, c'è sempre la speranza di questo ritrovamento del corpo. Insomma, era la cosa che ci tenevamo di più. Voi ci credete ancora? Ci credete fino alla fine? Ma prima o poi dovrà pur saltare fuori questo corpo. Io me lo auguro, insomma, ci credo.